Nel nostro weekend tiene banco il campionato di terza categoria e dopo avervi raccontato della sfida valevole per il girone A tra Valle del Mele e Torre Grotta, passiamo al Despar Stadium dove si giocava la prima giornata del girone B. SC Sicilia affronta Pompei. Vediamo allora l'11 scelto dai padroni di casa con un inedito Lillo Lamanna tra i pali in linea difensiva con Inferrera, Jacopino, Squillaci e Frisone a centrocampo, in mediana Castellano e Monterosso. Nella linea di trequartisti ci vanno allora Letterio Lacorte, Mirko Alessi e Diego Vermiglio. Unica punta con il numero 9 Gaspare Galasso. Un'occhiata anche all'11 della formazione del Pompei: minuto di Clementi, Libro, Geraci, Celona, Nicolosi, Majorana, Merrino, Carrolo, Romeo, Carreri. Partiamo allora col film del primo tempo, prima azione di marca locale con il tentativo da parte dell'SC Sicilia di portarsi subito in vantaggio, una bellissima azione con Castellano che manda per Alessi, mette in mezzo per la corte e per poco non arriva il gol del vantaggio. Minuto 12, palla in profondità all'altra parte per Merrino, calcia però alto il calciatore del Pompei. Minuto 19, attenzione perché Inferrera sventaglia un gran pallone dentro l'area di rigore, c'è Vermiglio, se la prepara per il mancino Vermiglio, è l'1-0 dell'SC, un gran gol, tecnica sopra fina da parte di Vermiglio, ma che assist da parte di Inferrera. E 1-0 per la formazione padrone di casa che adesso spinge ancora, un altro gran lancio, Alessi mette dentro, la corte deve solo appoggiarla, ancora una volta Inferrera protagonista, una sventagliata clamorosa la sua per servire Mirko Alessi, poi azione insistita da parte di Galasso che fa sportellate con tutti e per poco non trova il gol del 3-0, e soltanto il preludio però al gol possibile ancora una volta dell'SC con il tentativo in diagonale da parte di Inferrera che stavolta fa tutto da solo e con l'ausilio del palo trova il gol del 3-0. Uragano SC Sicilia al Despar Stadium contro il Pompei. Si conclude così il primo tempo, amici della Wisport, solo la formazione padrone di casa in campo, 3-0 grazie alle reti di Vermiglio, Lacorte e Inferrera. Passiamo al film del secondo tempo, amici della Wisport, quando le due squadre guadagnano gli spogliatoi, tutto pronto per la seconda parte di gara. Il copione non cambia perché l'SC Sicilia ha tutto un altro passo e al minuto 52 cala anche il poker con il pallone filtrante di Vermiglio per la corte che firma la doppietta personale, piattone sul palo del portiere, 4-0 dell'SC a inizio secondo tempo. Pompei che non sembra esserci più, 59esimo, buona azione da parte di Galasso che ne scarta due, Galassi nella di rigore, va col destro Galasso, la parata del portiere, poi ci prova Vermiglio ma ancora una volta il portiere del Pompei fa buona guardia ai suoi pali. Si resta sul 4-0 al Despar Stadium, siamo al 69esimo, grande azione dell'Essi dalla sinistra, Vermiglio cerca la gran giocata, ancora una volta il suo mancino che va a sibilare vicino al palo, entra Cristian Alessi per uno dei migliori in campo, Inferrera, minuto 62, break di Castellano, pallone per Galasso, tutto solo Galasso stavolta deve solo appoggiarla, Gaspare Galasso, e 5-0 manita SC contro il Pompei. Cambi, entrano voi al posto di Frisone, siamo al 65esimo, azione insistita da parte di Mirko Alessi che fa tutto da solo e fa 6-0, ancora in gol i padroni di casa, abbraccio tra il tecnico Alessi e il figlio Mirko quando esce dal campo anche Gaspare Galasso al suo posto. Brancati al 70esimo, c'è posto anche per Maffei al posto di Vermiglio, gran palla filtrante di Maffei che mette davanti la porta Monterosso, non sbaglia e insacca il gol del 7-0, tripudio SC in questa prima giornata del campionato di terza categoria. Attenzione perché c'è un passaggio sbagliato da parte di Nocida, Merrino recupera e fa un gran gol, è l'unico della giornata per il Pompei, ma probabilmente è uno dei più belli visti al Despar Stadium. Minuto 85, Cristian Alessi si mette in proprio, pallone deviato dal portiere ma si insacca anche stavolta, 8-1 dell'SC Sicilia contro il Pompei. Non poteva esserci inizio migliore per la formazione di Gaspare Galasso, amici della Wisport. Un cordiale saluto allora da Antonio Caroè che vi rimanda come sempre alla prossima.